Buongiorno, benvenuti a tutti a questo convegno. L'obiettivo che abbiamo oggi è quello di provare a ragionare sulla metodologia della qualità. Il titolo di questo convegno, un qualità versus qualità, per chi non ne sa, spieghiamo che si tratta di qualità, ha in sé questo titolo, questo elemento dinamico che vuole appunto ragionare sull'elemento dinamico della stessa qualità, però non parlare di qualità in maniera così generica, ma oggettivarla, provare a entrare in merito poi ad una metodologia in maniera tale da poterla poi misurare. Questo convegno è organizzato dall'Ufficio Studi Giovanni Maria Angiovi, che è un ufficio studi della Confederazione Sindacale Sarda. Questo ufficio studi è un'istituzione di un gruppo di intellettuali e sindacalisti sardi. Era una scommessa, nessuno avrebbe giurato sull'avvenire di questo ufficio studi, che con spirito volontaristico e continuità propone nelle sue iniziative un programma innovativo e ambizioso, quello di coniugare l'identità etnica con l'appartenenza al mondo del lavoro, alla sua organizzazione e alla sua capacità di essere un unico processo orientato al progresso, ma con il fine ultimo di soddisfare la felicità degli uomini e delle donne che vivono nel nostro territorio. La parola etnico non deve assumere il valore negativo legato a pulizia etnica, genocidi, razzismo o intolleranza di epoca nazifascista. Questa parola per noi trova la sua spiegazione nel concetto sentimento di appartenenza, nell'autodeterminazione, nell'amore alla propria terra. Noi non vogliamo accentuare il concetto di alterità, ma quello di amicizia nella diversità. Nell'introdurre il convegno di oggi, nel quale la parola qualità verrà giustamente abusata, con l'augurio che ciò possa rappresentare un'occasione per tentare di oggettivarla e renderla spendibile in maniera efficace nei contesti organizzativi della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è certamente un nodo nel processo del federalismo, ma se veramente, come pensiamo in tanti, la macchina federalista ha iniziato il suo percorso, l'augurio è che il federalismo vero si tratti. La fase costituente ormai alle porte, riteniamo un dovere di tutti partecipare in maniera libera e più positiva a questi grandi cambiamenti, convinti come siamo che solo con un gruppo di pressione autoctono, autorevole e forte si possano creare in Sardegna il giusto equilibrio e le giuste sinergie per una vera ripresa. Con questo convegno ci poniamo l'obiettivo di ragionare con i nostri relatori e con voi su una metodologia di qualità che si fondi su principi scientifici, ma allo stesso momento tende a valorizzare al massimo le proprie risorse economiche ed umane, stabilendo dei patti tra ufficio pubblico e cittadino. Ma noi che rappresentiamo un'organizzazione sindacale abbiamo anche il dovere di evidenziare la criticità dell'attuale sistema. Assistiamo alla mobilità di persone in direzione delle aree maggiormente urbanizzate, con conseguenti problemi per chi continua a credere nel diritto di cittadinanza ed esistenza da vivere nel proprio piccolo paese. Abbiamo una densità di popolazione tra le più basse d'Italia e la rete viaria tra le più scadenti, ma lo Stato italiano poco importa, tanto ci sono i provveditori e i direttori generali che con l'obbligo di pareggiare i conti e all'occorrenza chiudono scuole e servizi. Il governo della Regione Sarda e la sua classe politica hanno quello di garantire sacrosanti diritti come la formazione e l'assistenza sanitaria, assistenza sociale, servizi, eccetera. Sono due aspetti difficilmente coniugabili, ma abbiamo l'obbligo di tentare una soluzione. Il problema dell'aumento della popolazione anziana pone problemi nuovi per la cui soluzione riteniamo debba essere studiato un patto intergenerazionale, dove tutti, dal bambino al più maturo, possono trovare protezione e stimoli per un'esistenza più partecipata possibile. Il problema della disoccupazione va realmente dimensionato e adesso vanno date risposte adeguate, perché se è vero che la disoccupazione viaggia su percentuali nella provincia di Nuoro intorno al 30% della forza lavoro e in Sardegna intorno al 25% e che diversi comuni vantano addirittura primata intorno al 40%, c'è seriamente da preoccuparsi. Va eliminata la nuova sacca dell'analfabetismo legata all'immigrazione e vanno create percorsi di integrazione sociale. Bisogna rendere efficiente e meno costoso il sistema burocratico regionale, soprattutto attraverso un decentramento di competenze alle province e ai comuni e creando l'unificazione delle discipline contrattuali per i lavoratori impegnati in questi enti. Va attuata una riforma del sistema carcerario in senso regionale. Non è accettabile lo scandalo dei mesi scorsi delle carceri isolane per l'immagine indegna che si è dato della Sardegna e dei sardi. Si sono evidenziate tutte le crepe della macchina organizzativa del sistema carcerario,
non certo dovuta alle sole responsabilità degli agenti di custodia, vere vittime di tutta questa vicenda scandalistica. Va rivisto il sistema di trasporti interni ed esterni della Sardegna, sgravando le tariffe eccessivamente costose e creando un moderno sistema di mobilità per i cittadini sardi. Va regionalizzato il sistema postale. Il tessuto industriale langue ogni giorno che passa. Ottane e Arbatax, un esempio per tutti. Lavoratori in mobilità sempre di più e certezze sempre meno, al punto da poter considerare l'esperienza industriale in questi luoghi oramai conclusa. La forestazione e la conservazione del territorio, settore strategico per il sistema ambientale, pensato, programmato e gestito in maniera disinvolta e centralista, invece di diventare occasione di benessere molto spesso diventa occasione di conflitti, che talvolta sono diventati eventi criminosi, destabilizzanti per l'intera comunità. Valorizzare e gestire il territorio con una politica ambientalista che parta dai governi locali e veda nelle popolazioni di quei territori i veri protagonisti è secondo noi l'unica strada da percorrere. Dovremmo pensare alle imprese in forza delle risorse locali, libere da vincoli della burocrazia, dai monopoli e sostenute dal sistema bancario moderno. Dovremmo scommettere sulle nuove tecnologie, informatica in primo piano, ed essere i piedi dei nostri uomini che senza nessun aiuto e senza infrastrutture hanno creato in Sardegna un ambiente produttivo nuovo, la cosiddetta New Economy isolana, un vero tessuto di aziende leader nel campo telematico, che hanno determinato sviluppo economico e occupazione. Il turismo deve rappresentare una grazia di primissimo valore e va giocata non solo incoraggiando l'arrivo di capitali esteri di investimento, ma soprattutto mettendo i nostri operatori, i nostri giovani, in condizione di fare imprese e turismo di qualità. Il commercio deve inevitabilmente guardare il mercato globale, ma non può per esso morire. Va nell'occorrenza costruita dalle norme protezionistiche col fine di umanizzare il mercato. Dobbiamo pensare alla scuola come luogo di crescita culturale e di competenza umana, orientata sul territorio, creando un sistema universitario diffuso che superi la rigida organizzazione dei due poli. Il nuovo millennio si apre con una cresciuta e consolidata esigenza a livello di Paese di un generale miglioramento del funzionamento della cosa pubblica, che trova riscontro nell'ampia normazione in tema di innovazione della pubblica amministrazione. I provvedimenti legislativi che sono stati emanati a partire dal 90, la legge 142, la 241, il decreto legislativo 29 del 93, le leggi Bassanini, i nuovi contratti di lavoro del pubblico impiego, uniti al nuovo meccanismo di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, hanno segnato profondamente il quadro di condizioni strutturali che consentono di rendere irreversibile il processo evolutivo. Tutto questo richiede agli amministratori, ai direttori generali, ai segretari generali e ai manager pubblici di dotarsi di metodologie e di approcci che facilitino il percorso di cambiamento in cui sono quotidianamente impegnati. Manca un progetto di valorizzazione delle migliaia di lavoratori e lavoratrici nel pubblico impiego, in possesso di titoli e competenze che molto spesso hanno acquisito a proprie spese che le amministrazioni ignorano. Il sistema che domina nelle amministrazioni pubbliche rimane quello clientelare, in barba ai tanto decantati sistemi meritocratici, creando un forte disagio con fenomeni di burnout e mobbing sempre più diffusi tra i lavoratori. Manca un modello organizzativo di tipo manageriale e professionale, dove ogni professionalità possa partecipare al progetto lavorativo autovalutandosi in un rapporto pluridisciplinare orientato al risultato. Dobbiamo preoccuparci di mettere i lavoratori nelle condizioni migliori, dotando le aziende di validi servizi di formazione permanente, di giusti sistemi premianti, di modelli organizzativi di parti montali o con aree omogenee, capaci di supportare sia gli aspetti strutturali che quelli funzionali, chiari livelli gestionali e di coordinamento, introdurre degli strumenti standardizzabili, quali le procedure, i protocolli, le linee guida, le raccomandazioni professionali. Dobbiamo avviare e definire gli uffici delle relazioni con il pubblico. Le nostre aziende devono in sintesi essere capaci di monitorare le 5 dimensioni della qualità: la struttura, il processo, i costi di produzione ed erogazione, gli esiti e la soddisfazione dell'utente. La scuola, la sanità, gli enti locali, gli uffici periferici dello Stato sono luoghi dove ciò deve essere pensato, dove la risorsa uomo è quella fondamentale. Non vuole essere un vanto, ma la conosciamo ricca di capacità, di competenze e di cultura, ma molto spesso inascoltata. La scuola è inoltre un terreno strategico, dove noi da anni ci battiamo per l'introduzione di un progetto di formazione che prevede nei curricoli l'utilizzo della lingua sarda e percorsi formativi unificanti sulla storia, sulla letteratura,
e sulla cultura sarda in generale. Vanno perseguiti dei percorsi che vadano nella direzione di un modello federativo, con potere di gestione del territorio e di settori chiave come la scuola, la sanità e i servizi periferici dello Stato. Individuare la criticità non vuol dire piangersi addosso, ma osservare con occhio attento per iniziare da un punto, un valore, consci come siamo e buttarsi in segno che guardare nel passato talvolta si guadagni. I governi regionali e locali, e mi avvio alla conclusione, e gli enti strumentali devono elaborare dei programmi capaci di dare risposte su aspetti fondamentali della convivenza sociale, capaci di creare le condizioni per un benessere diffuso e costruire una società solidale di uomini e donne con il fine dichiarato di allargare il consenso sulla causa della migliore qualità possibile. Vogliamo una classe politica capace di individuare percorsi di valorizzazione dei saperi, di stabilire patti d'amore con le città, di ascoltare i suoni della natura, ma anche le grida tristi e felici della gente. Bisogna puntare sulla qualità, sulla valorizzazione della formazione, sulla valorizzazione delle professionalità, sulla valorizzazione dei meccanismi di produzione. Il tutto va pensato in una strategia globale dove i valori di appartenenza, identità, autodeterminazione, professionalizzazione abbiano l'unico e nobile fine di dare orgoglio e felicità ai lavoratori e a tutto il popolo sardo. Grazie. Diamo ora la parola a Mario Stida, sindaco di Nuoro. Grazie. Forse non casuale, quella tra il tema del convegno e il nome della grande personalità storica a cui è intitolato l'ufficio studi che promuove il convegno. Gian Maria Angioui sicuramente in Sardegna, nella storia della Sardegna, è un antesignano della qualità. Certo, a distanza di secoli bisogna dire che non sempre gli esempi della storia e di questi grandi uomini trovano prontamente terreno fertile. E quindi la Sardegna e noi ci accingiamo a discutere i temi della qualità più o meno 30 anni dopo che un dibattito di questo genere, soprattutto a livello di aziende, bisogna dire, comunque 30 anni che questo dibattito ha cominciato ad essere animato da programmi, progetti che, come dicevo, hanno interessato soprattutto il mondo delle aziende. Ora questo tema arriva anche alle amministrazioni e, per quanto mi riguarda, anche alle amministrazioni locali. Bene, io dico che al di là del ritardo col quale giunge, è comunque un fatto importante che questo tema diventi oggetto di discussione e possibilmente oggetto di progetti e di applicazioni concrete nelle nostre amministrazioni. Ho voluto introdurre così, ma naturalmente sento anche il piacere, come sindaco della città, di portare il saluto a tutti i presenti stamattina, al pubblico, a tutti i relatori, e ringraziare anche i promotori del convegno perché abbiano voluto scegliere questa città come sede della loro iniziativa. E quindi il mio grazie è un grazie che ben si collega al tema che oggi appunto verrà trattato, con Caridade, Rosa Caridade, perché è abbastanza evidente che discutere, parlare, ascoltare cose nuove proprio a proposito della qualità già di per sé migliora la qualità della città, e quindi un pochettino è ciò che avviene per Nuoro, per la città che io rappresento e amministro oggi anche attraverso questo convegno. Un piccolo segno positivo, un segno più, che si aggiunge
un passo in avanti che si fa per raggiungere l'obiettivo fondamentale che si pone un amministratore pubblico: migliorare la qualità della vita della comunità amministrata, migliorare la qualità delle relazioni tra amministrazione e cittadino. In questa accezione qualità ha un significato molto particolare, perché sembra significare una cosa ovvia, cioè il raggiungimento del benessere, e invece questo termine nasconde complessità che spesso sono trascurate. Ogni settore della pubblica amministrazione fa i conti con indicatori che non sono solo indici di tipo statistico-matematico, ma invece rappresentano, racchiudono dei contenuti ben più di spessore, cioè degli indicatori di sensazioni, di atteggiamento, di emozioni, di percezioni da parte dei cittadini che si ha l'obbligo come amministratori di interpretare. In un'organizzazione come una città sono molti i soggetti che definiscono e misurano il grado di qualità raggiunta. Li possiamo dividere comunque per comunità tra due grandi gruppi: chi dà e chi riceve, chi deve fornire i servizi e chi deve utilizzarli. Chi riceve, naturalmente, vede i risultati e li valuta. Io mi chiedo, e chi dà vede i risultati e li valuta? Perché questo è sicuramente un problema che ci dobbiamo porre. A chi riceve interessa poco cosa si è fatto, come lo si è fatto per raggiungere quel determinato obiettivo. Guarda, giustamente, dico io, solo ciò che si è riusciti ad ottenere, che lo tocca da vicino, perché può essere il lampione che funziona o non funziona, il poter andare a teatro, questo è un tema molto centrale a Nuoro, non poter andare a teatro, la possibilità di non restare imbottigliati sistematicamente nel traffico. Quindi sono elementi di una quotidianità, se volete anche banale, ma ciascuno di questi racchiude un necessario processo di qualità, di tensione, di propensione alla qualità, e quindi una tensione, una propensione verso l'eccellenza, che è l'altro termine che fa da dipendenza a quello di qualità. Interessa al cittadino l'avere, magari al cittadino debole, una società che non lo abbandona, che lo segue nelle sue esigenze, in rapporto, come dicevamo, a una sua fragilità sociale. Ma anche il vivere nella città, in una città nella quale si sta attenti nel programmare lo sviluppo urbanistico, dove si definiscono logiche di utilizzo ambientale che evitino magari il consumo dell'ambiente e che invece l'ambiente lo utilizzino in termini di crescita, di valorizzazione, di risorsa. Chi dà invece valuta la qualità delle risorse che ha a disposizione, è un processo, la qualità dei processi di lavoro, la qualità delle azioni svolte, la qualità delle risorse umane, tra le altre risorse. Perché appunto la vera risorsa nella pubblica amministrazione poi è proprio la risorsa umana, è quella fondamentale, quella centrale in ogni processo di ricerca della qualità. E questa consapevolezza deve essere, come dire, quella percepita più fortemente da chi ha il compito, la responsabilità di dare, di organizzare. Questa risorsa, dicevo, sono le competenze e la professionalità di chi lavora. Un comune, in definitiva, un'amministrazione comunale, è un sistema complesso e come ogni sistema complesso
bisogna contrastare la tendenza naturale che spesso vi si insedia al disordine creativo, all'entropia che vuole crescere. Non basta dunque solo intervenire come si fa per migliorare le competenze e le professionalità, che è già molto chiaramente, che è una parte del processo di qualità. Bisogna anche e soprattutto organizzare, perché altrimenti quella stessa risorsa, anche quando di qualità, produce esattamente ciò che noi vorremmo combattere, cioè la lentezza, l'inefficienza, l'inefficacia di quello che la pubblica amministrazione dà al cittadino. Ecco allora che questo sistema complesso detto comune, amministrazione comunale, deve sviluppare qualità con la Q maiuscola nella risorsa umana, ma anche nei processi di lavoro. E io dico in pari misura nella qualità umana e nei processi di lavoro, i quali processi di lavoro devono essere ben comunicati, ben spiegati, ben compresi e anche ben accettati, perché la ricerca della qualità implica condivisione di obiettivi, di metodi, di modalità, di sistema organizzativo. E nelle azioni svolte, che devono essere precise, veloci, come si dice sistematicamente in contesti di questo genere, efficaci ed efficienti. E che proprio perché chi riceve è più attento e più critico che in altri settori, devono essere continuamente valutate, perché anche questo è l'aspetto rilevante di un processo di qualità. In un processo di qualità bisogna produrre, bisogna organizzare, bisogna valorizzare competenze, poi però bisogna anche valutare continuamente l'esito di questi processi. Migliorare la qualità dunque può voler dire migliorare la capacità d'ascolto e di monitoraggio, la capacità di ascolto degli amministratori verso la città e verso l'organizzazione interna, e di monitoraggio quindi di verifica dei risultati. Può voler dire insegnare al cittadino o suscitare nel cittadino attenzione, perché come utente sappia partecipare all'ottenimento dei buoni risultati grazie al suo diritto di critica, ma anche grazie a quella parte di atti, di azioni, di compimenti che anche al cittadino aspetta. Il cittadino può fare due cose: può camminare a testa bassa in città e non vedere cosa c'è oltre l'altezza del proprio naso, può decidere di camminare a testa alta e di vedere cosa c'è oltre, di vedere cosa c'è sopra. Dopodiché può decidere di farlo sapere o non farlo sapere. In quel semplice gesto c'è una sua partecipazione a una ricerca della qualità e dell'eccellenza, quindi c'è una sua responsabilizzazione, c'è un suo atteggiamento critico verso critico in senso positivo, verso l'esigenza di raggiungere sempre risultati di qualità, di perseguire la qualità. Quindi non solo alzando la voce come parte attiva dell'intero processo, come suggeritore per eventuali correzioni in corso d'opera e come cliente utente, perché poi il cittadino è tale, per la definizione di nuovi servizi. E dall'altra parte significa insegnare a chi dà, e quindi all'amministratore, ad essere attento a queste critiche e a questi suggerimenti. La cultura della qualità è dunque la progettazione di percorsi che portano chi dà e chi riceve ad incontrarsi il più spesso possibile, a collaborare, ad avere un fine comune, quindi, come dicevamo, a comunicare, a dialogare. Non più antagonisti dunque, ma alleati. Questo è il termine e l'atteggiamento fondamentale da tenere se cittadini ed amministrazione perseguono comunemente un obiettivo di qualità. Ciò ovviamente è più facile in sistemi piccoli, dove il contatto è realizzabile magari senza alcuna difficoltà formale. Noi, come amministrazione comunale, adesso abbiamo una grande opportunità.
possiamo sfruttare la nostra collocazione in dimensione non eccessivamente grande per introdurre le logiche della produzione artigianale, per dire, nell'erogazione di servizi. Abbiamo, è vero, anche come amministrazione del capoluogo, poche risorse finanziarie, ma abbiamo indubbiamente competenze e professionalità disponibili dentro l'amministrazione e nella città, ovviamente. E allora, proprio come artigiani, dobbiamo concentrarci su una produzione magari non sconfinata di servizi, magari limitata a quello che, come dire, è possibile fare, ma l'ambizione deve essere quella di dare queste cose ad altissimo livello. Dobbiamo, proprio come gli artigiani, essere ambiziosi quando sentono veramente il loro mestiere ed essere convinti che non è la produzione in serie a definire la qualità, ma l'attenzione personale, particolare, l'impegno continuo e quotidiano, la cura proprio del particolare, dei particolari. La possibilità quindi di realizzare prodotti disegnati su misura per chi li deve ricevere. Questo fa l'artigiano e questo deve fare una buona amministrazione, semplificando molti concetti. Perché diversamente questo tema della qualità a volte rischia di volare così alto da non essere facilmente percepito da noi cittadini comuni. Quel fatto a mano riferibile all'artigiano che ha determinato, dicevo, il successo di tanti settori di consumo, anche poi divenuti fenomeno di grande portata. Pensiamo per esempio all'industria della moda italiana, no? Si parte da un atteggiamento artigianale, di qualità, di eccellenza, di manualità, per fare che cosa? Per fare una grande operazione che ha una portata, una rilevanza economica di livello assolutamente mondiale. Questo è l'atteggiamento giusto. Dunque una filosofia. E questa filosofia, come sindaco, mi piacerebbe chiaramente estendere a tutti i settori dell'amministrazione. Mi piacerebbe però che questa filosofia venisse anche condivisa dai cittadini, che ognuno nel compiere i suoi atti da cittadino facesse proprio questo modo di vedere, questa prospettiva, questo modo di leggere il proprio impegno, anche quotidiano, per fare sì che il Nuoro diventi un laboratorio nel quale si pensa che il prodotto del futuro è l'eccellenza, ovvero il superlativo del termine qualità. Ti ringrazio. Ringraziamo il signor Sindaco per questo contributo sempre prezioso come lo conosciamo e anche per l'ospitalità.